Salve a tutti, sono Giovanni Covielli, direttore di Vicenza Più, e per me non è soltanto un onore parlare a tutti voi oggi, ma sento una particolare emozione perché più di 11 anni fa, il 25 di febbraio 2006, iniziavamo la nostra avventura nel mondo dei media con Vicenza Più. In quel giorno uscivamo con il numero 1 del periodico che ha fatto storia e che stiamo proseguendo come messaggio qui a Vicenza, e in pochi avrebbero previsto che dopo 11 anni saremmo ancora qui, più forti di prima e molto più letti, anche se tra mille battaglie, ma con un progetto ancora per il futuro. Questo progetto è passato per il web, si contorna di tante altre cose, tra cui lo shopping online, ma adesso oggi partiamo con una programmazione precisa per quanto riguarda lo streaming su vicenzapiù.tv. Vi chiedo scusa fin dall'inizio di eventuali errori che faremo, chiedo scusa del ritardo con cui iniziamo il nostro primo TG in diretta, ma ogni inizio è lastricato di problemi. Non siamo maestri in questo mestiere, però abbiamo una caratteristica, l'indipendenza. Infatti oggi nell'annuncio che abbiamo fatto dell'esordio del DC+, puntiamo il messaggio sulla indipendenza dell'informazione, che è un aspetto molto molto importante. Il 4 luglio 1776 è un giorno associato in cui nasceva in pratica gli Stati Uniti d'America. Non siamo americanisti col K, però è una data importante per quanto riguarda la storia dell'universo. Il 4 luglio, molti più anni dopo, il 4 luglio 1957, nasceva la prima Fiat 500, che vuol dire l'indipendenza dell'italiano medio, anche dell'italiano operaio, indipendenza nella mobilità, perché ha cambiato sicuramente un'era. Non pretendiamo che il 4 luglio 2017 segni la storia del mondo o della nazione così tanto, ma vorremmo che influisse su una maggior chiarezza dell'informazione a Vicenza. Il TG+, come la nostra Vicenza Più TV, che si occuperà essenzialmente di informazione non di cronaca ma di politica, economia, finanza, reportage, inchieste, sociale e personaggi, vorremmo che la nostra TV desse un contributo in questo senso: parlare, raccontare i fatti, analizzarli e soprattutto analizzare da più punti di vista, per quanto riguarda le opinioni, con l'unico punto di vista della ricerca della verità documentata per quanto riguarda le inchieste. Non sarà soltanto una televisione troppo seria, avremo anche degli stacchi, delle fasi di intrattenimento. Oggi ve ne daremo un piccolo esempio. Sarà una programmazione sempre più ricca di documentari e di reportage su Vicenza e su Vicentino, ma apriremo anche uno sguardo su quello che è fuori Vicenza, non solo in provincia ma anche in regione, in Italia e possibilmente nel mondo. Oggi corriamo con i tempi e quindi, prima del classico stacco pubblicitario, che è il primo nella storia della nostra TV streaming, io vi saluto, vi ringrazio ancora e spero che sarete in tanti nei prossimi giorni ad unirvi ai nostri lettori utenti. Tutto quello che non fosse chiaro mentre ve ne raccontiamo rapidamente in video lo potete ritrovare poi dopo on demand. Basta andare su vicenzapiù.tv o scaricarsi le app nel mondo Apple e nel mondo Android e rivederlo con calma quando volete. Per approfondimenti e aggiornamenti continui sapete benissimo che c'è vicenzapiù.com, che è il sito non generalista più letto di Vicenza. Io partirei con questo primo stacco che ci fa anche piacere e poi dopo passeremo la voce a una delle nostre collaboratrici, Monica Zuppelletto. Giochi di una volta. Un'originale idea regalo. Un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità.
Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Parliamo ora della Banca Popolare di Vicenza, queste le dichiarazioni di Sergio Berlato. Il 22 settembre 2015 iniziava l'inchiesta sulla Banca Popolare di Vicenza, che comportava l'iscrizione nel registro degli indagati di numerose persone, fra cui alcuni dei componenti del CDA della banca. Fra le ipotesi di reato contestate, prosegue Berlato, quelle di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Secondo la Procura vicentina, fra il 2013 e il 2014 la banca si sarebbe ricapitalizzata in modo irregolare, spingendo all'acquisto di azioni i soci che chiedevano mutui e prestiti. Mentre il tempo passa inesorabilmente, conclude il consigliere, assistiamo inoltre ad un emblematico scontro fra la Procura e il Tribunale. Parliamo ancora di banche e in particolare sulla difficile situazione delle banche venete. Sul punto non c'è ancora la necessaria attenzione dell'opinione pubblica, come avviene per altri settori, ha sottolineato il segretario nazionale FIRST CISL Giulio Romani, riferendosi alla difficile situazione di dipendenti di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Parliamo ora di degrado, non solo Campomarzo ma anche la zona dell'Araceli, dove un cittadino ha trovato una siringa al parco e dopo vari solleciti alla polizia municipale ha dovuto raccoglierla lui stesso. Noi lo abbiamo sentito. I vicentini lamentano ancora degrado, ma questa volta non parliamo di Campomarzo ma della zona di Araceli, dove un cittadino ha visto una siringa rimasta lì per terra per 5 giorni. Dopo aver chiesto l'intervento della polizia municipale ha dovuto far da sé e l'ha raccolta a lui. Comunque le zone di degrado continuano ad aumentare. Continua a trovare siringhe non solo a Campomarzo ma anche nella zona di Araceli. Sì, purtroppo sì, mi sono trasferito da un annetto e il problema inizia a vedersi molto più frequentemente rispetto a un po' di tempo fa, anche in zona Araceli e Parco Querini, anche sostanzialmente perché è tutto a ridosso. Un pericolo anche per i bambini, lei chiama la municipale, esce ma non interviene. Sì, allora la municipale ovviamente non sarebbe compito loro, sarebbe compito di Valore Ambiente. Io chiamo anche la municipale perché ovviamente l'avere a che fare con le forze dell'ordine dovrebbe far sì per Valore Ambiente di far muovere le cose un po' più velocemente. Così non è stato in questo caso, visto che la siringa è rimasta sul posto per 5 giorni. Quindi fatto da sé e l'ha portata via? Sì, assolutamente, e devo essere sincero, ce l'ho ancora con me perché vorrei portarla a chi di dovere. Quindi chiede un intervento del comune, l'amministrazione dovrebbe fare qualcosa? Sì, assolutamente, dovrebbe fare qualcosa non solo per quanto riguarda la pulizia delle strade, ma dovrebbe iniziare a intervenire per quello che è la prevenzione di queste cose qua. Non è possibile che sui maggiori parchi della città si continuino a trovare siringhe laddove un sacco di ragazzi, bambini, anche cani per carità. È capitato anche recentemente un cane che si è bucato in Campomarzio e ci sono le foto che ne testimoniano la cosa. Come può capitare al cane, può capitare a una qualunque persona. Sappiamo bene quali sono poi le conseguenze in caso di siringhe infette. Lei ha documentato la raccolta della siringa con un video che ha postato su Facebook. Sì, video che ho postato perché esasperato dal continuo assenteismo da parte degli organi preposti a quello che dovrebbero fare. Ha ricevuto qualche riscontro? Beh, da un punto di vista mediatico il video è stato visualizzato un bel po', nel senso che insomma 450 visioni da domenica a oggi per un video di quel genere lì in una città come Vicenza, insomma vuol dire che è abbastanza sentita la cosa. Ora uno stacco pubblicitario. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web.
C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. ROI, la fondazione demolita. Il marchese Giuseppe Roi la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora ROI, la fondazione demolita. L'ebook a 3,99 € e il libro a 12 € li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. ROI, la fondazione demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci. Bentornati da noi, speriamo che stiamo intanto soddisfacendo le prime vostre aspettative, immagino che siano molto superiori, ma cercheremo ogni giorno di migliorare. Vi ricordo che ogni mattina intorno alle 9 a regime avremo una rassegna stampa locale e nazionale fatta da un altro nostro collega che è Pietro Zanella, e durante la giornata a mezzogiorno avremo un TG di corte, quindi dei primi lanci di informazioni. La mattina partiremo anche con la borsa, tutto questo intervallato da documentari, reportage, inchieste e documentazioni di quello che avviene a Vicenza. E poi per le 18 questo appuntamento ci auguriamo che sia un appuntamento voluto da tutti. Tutto questo sarà poi possibile rivederlo su vicenzapiù.tv sul canale on demand, oppure tramite le nostre app che si scaricano sia per il mondo iOS che per il mondo Android. Andiamo verso la chiusura di questo debutto, che per noi è faticoso perché ogni debutto porta uno stress aggiuntivo, e vi accenno a un paio di cose che sono nuove, che come in tutti i telegiornali che si rispettino qualcosa di nuovo ci deve essere. Abbiamo appena ricevuto, ma questo non è un modo di dire, abbiamo proprio appena ricevuto da Manuel Brusco, che è consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, la comunicazione che dopo la richiesta di accesso agli atti della Fondazione ROI, torneremo sulla ROI, ma penso che molti vicentini conoscono la storia di una fondazione depredata dalla gestione di Gianni Zonin e dei suoi consiglieri. Dopo una richiesta di accesso agli atti che sono depositati e che sono di competenza della Regione, Manuel Brusco, che aveva fatto richiesta di avere i bilanci più tutta una serie di altre documentazioni tipo le relazioni ai bilanci, i verbali dei consigli di amministrazione e così via, ha appena avuto una risposta che poi troverete pubblicata in dettaglio più tardi su vicenzapiù.com, in cui la Regione consente la leggo in diretta con voi, citando una serie di articoli di legge, consegna al consigliere Manuel Brusco le copie dei bilanci degli anni dal 2009 al 2015, che sono quelli che riguardano la gestione Zonin. Però dice, leggeremo meglio per commentare, dice che tutti gli altri documenti richiesti non sono tenuti presso la Regione, strano, oppure non sono di competenza di un consigliere regionale. Ve la passiamo così come ci è appena arrivata. Sapete che sulla Vicenza ROI stiamo portando avanti un discorso abbastanza continuo da tempo, approfondito. Abbiamo pubblicato anche un libro sulla Fondazione ROI, perché lì ci sono 100 milioni di euro tra beni mobili e immobili che erano destinati a Palazzo Chiericati, che invece sono stati gestiti, diciamo, con un po' di allegria, e molti di questi sono stati persi per degli investimenti azzardati da parte di Gianni Zonin, presidente della ROI, che ha comprato azioni della Banca Popolare di Vicenza di cui era presidente. L'ultima lancio che faccio oggi, prima di lasciarvi con un servizio un po' meno serio, come che vi avevo promesso, importante ma meno serio perlomeno come argomento, un po' più distensivo, diciamo. Si vede il nostro regista Enrico Zolla che sorride dietro le quinte, non lo vedete ma sta sorridendo, e dicevo che su ROI torneremo. Stasera pubblicherò un pezzo in cui purtroppo mi toccherà dimostrare che l'attuale gestione della Fondazione ROI, che ancora non si caratterizza per chiarezza e trasparenza e che ancora oggi non ha mostrato in pubblico l'ultimo bilancio, è fortemente condizionata da quelli che sono i voleri
di Gianni Zonin. Non vi anticipo nulla, se non che al centro della nostra attenzione documentata c'era Andrea Palmarana, che è il vicepresidente della ROI e sulla cui attività passata vi documenterò in maniera semplice ma abbastanza preoccupante, quindi vi rinvio a più tardi su vicenzapiù.com. Prima di lasciarci, di darci un arrivederci a domani, ripeto, già il 5 luglio, mercoledì mattina, avremo una rassegna stampa, avremo notizie, commenti sulla borsa da parte di Monica, tante altre cose, ma ci scusate se sarà ancora un palinsesto non completamente definito, ma siamo in rodaggio. Ecco, in attesa di questo, intanto vi invito a mandarci qualunque tipo di osservazione a un indirizzo mail specifico che è info@vicenzapiù.tv. Vicenza Più va scritto per esteso in lettere e senza accento, quindi chi volesse mandarci contributi, nel senso non economico, quelli sono ben graditi ma si fanno tramite il Freedom Club, ma contributi giornalistici, suggerimenti, video, foto, quant'altro, li puoi inviare a info@vicenzapiù.tv via email. E quindi questo sarà e anche se dovesse mandarci osservazioni su come migliorare la nostra, che speriamo sia la vostra TV, che vi ricordo è sempre in streaming, che viene vista dappertutto, non solo a Vicenza ma in tutto il mondo. Questa è una caratteristica importante. Dicevo, ci lasciamo con un servizio più distensivo. Siamo stati sabato scorso, 1° luglio, al Boys di Vicenza, che è uno noto locale di lap dance di Vicenza, e ci siamo stati per un motivo particolare. Non ve lo anticipo, vi lascio al servizio che è stato prodotto per voi e vi saluto, vi ringrazio ovviamente insieme a Monica e vi do appuntamento a domani e in qualunque momento su vicenzapiù.tv. Grazie a tutti e se sbagliamo corrigeteci, come diceva un papo famoso. Ciao Gianni, però in questo momento attenzione, perché in questo momento Gianni Boys riceverà un premio ufficiale della testimonial di tutte le pornostar che abbiamo con noi qui della Vintage Studio, la bellissima Alexia Mel, per il premio come miglior locale di lap dance 2016. Un bellissimo applauso, Boys, premiato con il premio Awards come miglior locale 2016 di lap dance. Boys Vicenza. Ringraziamo quindi la Fede di Studio, ringraziamo Alexia Mel e naturalmente il grande Gianni. Allora io ringrazio tantissimo di aver ricevuto questo premio, ringrazio tutti i ragazzi che lavorano con me, le ragazze che da anni mi seguono, e ringrazio tantissimo l'agenzia Fantasy Studio per la collaborazione che abbiamo da tanti anni. E venite a vedere il Boys perché merita veramente, è uno dei locali migliori in Italia in assoluto, è veramente il top, per cui è un premio più che meritato. Grazie. Grazie. Giochi di una volta. Un'originale idea a regalo. Un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente.
Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni, vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. ROI, la Fondazione Demorita. Il marchese Giuseppe Roi la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora ROI, la Fondazione Demolita. L'ebook a 3,99 € e il libro a 12 euro li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. ROI, la Fondazione Demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci.